Se i primi commenti erano all'insegna del poteva andare peggio, a voti fermi con le percentuali precipitate 10,55 alla Camera, 25,43 nel 2008, 10,47 al Senato, 26,15 le ultime politiche, in casa Lega Nord spuntano i veleni. C'è chi chiede la testa del segretario bellunese del movimento, Diego Vello risponde. La mia testa è qui, io le spalle ce le ho forti e quando ho la base con me io mi sento forte. La Lega Nord nel bellunese perde ovunque, perde anche nelle storiche roccaforti e paga le tante divisioni interne. Noi giovani, dico, la base che da un po' di tempo ha ricominciato a lavorare all'interno della Lega e che sta dando una nuova immagine della Lega, ha in questa tornata elettorale raccolto quello che è stato seminato negli anni scorsi. Abbiamo perso parecchi voti, qui come in tantissime altre province e realtà del nord. Da oggi in avanti ci sarà una profonda riflessione all'interno del movimento. Cercheremo di capire per quali motivi la gente non ha voluto scegliere Lega in questa tornata. Tanti dei nostri voti sono comunque andati a Grillo, al Movimento 5 Stelle. Questa tornata elettorale è stata segnata sicuramente da una volontà di dire basta alla politica dei partiti. Il segretario bellunese in linea con il segretario regionale. L'elettorato della Lega è un elettorato attento, critico, che come questa volta per protesta contro di noi e anche contro il sistema ha votato Beppe Grillo. Secondo noi è la prova dei fatti, vedendo quello che la Lega dovrà riuscire a fare con la macro regione e quindi con un risultato vero per il territorio. Questa è la sfida che adesso ci aspetta e poi si vedrà la prova dei fatti Grillo. Grillo ha promesso che rovescerà il Parlamento, vedremo se sarà in grado di farlo. E adesso? Serve una nuova struttura all'interno del movimento e una nuova forte linea politica da dare ai nostri cittadini che ci chiedono comunque una politica più forte all'interno del territorio.